La coda del diavolo. Il grappino, al quale evidentemente non garbava che tutti quei ragazzi corressero presso a Don Bosco, cercò in tutti i modi di rovinargli l'opera. Nei primi tempi un uragano travolse ben 2 volte i ponti della nuova costruzione. Una terza volta un fulmine cadde così vicino da mettere in serio pericolo la vita di Don Bosco e dei suoi ragazzi. Appena la prima costruzione fu ultimata, accaddero cose strane e singolari. Appena andava a letto, ecco che con rumori strani cercava di disturbarlo. Erano terribili colpi di pietra, rumori assordanti di ogni genere su tutto il soffitto della stanza. E quasi non bastasse, una volta gli sollevò il letto e lo sbatté ripetutamente a terra con veemenza inaudita. Don Bosco, non potendo più dormire da molto tempo, era dimagrito e minacciava un'altra malattia, per cui si decise di farla finita. Si armò di un quadretto della Madonna, salì con quello sul solaio e fece un giro tutto attorno tenendo sollevato il quadro e gridando: «Diavolo, diavolo, via di qua! Diavolo, diavolo, via di qua!» Poi appese il quadretto al muro e pregò la Madonna di liberarlo da quei disturbi e scherzi diabolici. Da quel momento tutto finì come per incanto, né si udirono più rumori né voci. Il quadretto stette colà appeso per ben 6 anni, fino a che quella casa venne demolita per farne un'altra.